Oggi si è tenuta qui presso la Fondazione OIC proprio questa conferenza stampa della rete Utenti per Caso sostenuta dalla Fondazione OIC. La rete è una realtà di oltre 100 associazioni che insieme collaborano per realizzare delle attività dando risposte a dei bisogni rilevati proprio nella comunità. È grazie proprio a questo lavoro di rete e soprattutto di relazione tra le associazioni che si sono riusciti a creare dei legami tali per cui insieme si possono offrire una serie di risposte nella nostra comunità. È anche vero che dal 2024 ad oggi la possibilità di costruire qualcosa insieme è stato possibile grazie alla partecipazione ad alcuni bandi finanziati proprio per mettere insieme quello che le associazioni sanno fare, quello per cui sono competenti, ma anche per realizzare attività innovative. Ne sarà anche un esempio il convegno del 2 di dicembre, che sarà poi il convegno finale di un progetto più ampio, link nodi strategici, reti di comunità, ed è un convegno che mette proprio a fuoco come se si è riusciti a creare un sistema di connessione tra pubblico e privato, quindi tra istituzioni, il comune, l'ASCOM, l'università, ma anche piccoli esercenti e le tante associazioni che hanno saputo dare risposta a bisogni rilevati proprio grazie ai punti vendita, dove hanno partecipato ad esempio anche delle studentesse dell'Università di Padova. L'impegno della Fondazione è quello di mettere a disposizione sia degli spazi per potersi incontrare, ma anche delle competenze in maniera tale da mettere insieme sia le idee che hanno le associazioni, poterle scrivere e metterle su carta, andando così a fare delle proposte innovative all'interno di bandi finanziati. Questo permette quindi alle associazioni di sentirsi sostenute, di poter lavorare in rete, lavorare insieme e andando a realizzare delle iniziative per la comunità e per il bene comune.